Realizziamo oggi il lievito sardo, quello che qui in Sardegna viene chiamato framento, ossia una variante del lievito madre. Per iniziare ci serviranno 100 g di farina 00, un goccio d'acqua, un goccio d'olio extravergine di oliva e un cucchiaino di miele. Adesso iniziamo a creare il panetto. Andremo a prendere un contenitore, una ciotola di questo tipo, va benissimo. Aggiungeremo un po' di farina sul fondo, per evitare che comunque si attacchi. Quindi depositeremo la nostra pallina di impasto, che andremo a ricoprire con un nostro finaccio inumidito. In questo modo la superficie non si indurirà e potremo lasciarlo lievitare così, dovremo lasciarlo così, per 3 giorni in un luogo caldo e possibilmente ricordandoci sempre di inumidire lo straccio che lo mantiene umido. Quindi ricoprire la superficie con il nostro panno inumidito. E ora dimentichiamocelo per 3 giorni. Allora, a questo punto sono trascorsi i 3 giorni e quindi andiamo a togliere il panno. Adesso, come vedete, il risultato è questo. È tutto alveolato, chiaramente, perché il lievito ha cominciato a svilupparsi. Stacchiamo dal panno il nostro impasto . E incominceremo quindi a ravvivarlo. Aggiungeremo 100 g di farina e poi un goccio d'acqua a temperatura ambiente e quindi ricreeremo la pallina di impasto precedentemente creata prima dei 3 giorni, dopodiché lasceremo lievitare per altri 2 giorni e a quel punto il sovramento sarà pronto per l'utilizzo. Iniziamo quindi aggiungendo subito la farina.
Invece del solito contenitore che ho usato precedentemente, ho pensato questa volta di utilizzare un barattolo. Quindi deposito un po' di farina sul fondo, giusto per evitare che si attacchi. Quindi vado a inserire la mia palla di impasto all'interno, dopodiché la coprirò con un panno umido e lo lascerò così, altri 2 giorni. Trascorsi gli ultimi 2 giorni di lievitazione, il risultato è questo qui. Ora vi faccio vedere la consistenza. Vedete i forellini? A questo punto il lievito sardo, su Vramentu, è pronto e possiamo utilizzarlo nelle nostre preparazioni.